Marghera. Una quindicenne che passeggiava vicino Piazza Emmer ha provato a reagire al ventenne che le aveva strappato il cellulare dalle mani e di risposta ha ricevuto uno schiaffo in faccia e un coltello puntato alla gola. Il ragazzo le si è avvicinato, le ha preso il telefono con forza dalle mani torcendole addirittura un polso, poi ha raggiunto un coetaneo dall'altro lato della strada, deciso a fuggire, mentre la quindicenne ha chiamato i genitori che hanno di conseguenza avvisato la polizia. Ora gli agenti stanno indagando per cercare di individuare i responsabili, visto che non è la prima volta che succede un episodio del genere negli ultimi giorni. Lido. Un ottantenne si era fratturato una gamba e dopo l'operazione aveva deciso di rivolgersi alle cure riabilitative dell'ospedale Fatebenefratelli, Fratelli, ma è morto per un'emorragia. A sporgere denuncia ai familiari che accusano i medici di negligenza. Alcuni giorni prima, infatti, l'anziano aveva avuto forti dolori all'addome. Visitato da 2 dottoresse aveva escluso che si trattasse di qualcosa di preoccupante, nonostante la moglie le avesse avvertite che soffriva di diverticolite. 2 giorni dopo l'uomo è spirato. Secondo i medici l'aggravamento si sarebbe verificato almeno 48 ore prima. Di qui la decisione di denunciare l'accaduto. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia. Venezia. 30 pistole in più per i vigili urbani e scatta la polemica. I sindacati si oppongono. Secondo loro il commissario Zappalorto e il comandante dei vigili marini non li avrebbero avvisati preventivamente della decisione che scatterebbe da venerdì prossimo. L'attuale regolamento prevede che a essere armati siano i vigili in servizio nei reparti operativi, nella sezione stradale di terraferma, nel pronto intervento e nella centrale operativa. Dopodiché la discrezione sarebbe stata lasciata al comandante.